Abbiamo avuto una sesta edizione di Young, il Salone delle Professioni e dell'Orientamento, con molta partecipazione di ragazzi e c'è stato un grande lavoro da parte dell'ufficio scolastico regionale anche, che è riuscita in qualche modo ad accompagnare in fiera circa 3.300 ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori. Una grande occasione che mi sembra di poter dire che i ragazzi hanno colto con entusiasmo per poter orientarsi e compiere delle scelte consapevoli per essere sempre di più artefici del loro futuro. Io credo che il fatto che questi ragazzi abbiano percepito questo mutato scenario sia di assoluta importanza e che siano anche disponibili a mettersi in gioco, ad inventarsi. Oggi insomma non avere più il mito del posto fisso o quantomeno avere la consapevolezza che di questo non si potrà avere certezza e quindi mettersi in discussione, mettersi in gioco, credo che questo sia un grande passo avanti, frutto un po' dei momenti. Ormai da anni i ragazzi stanno percependo che il loro futuro è più di sempre nelle loro mani e non si possono aspettare molto dal sistema paese e quindi credo sia una cosa importante. Diciamo che i salotti sono stati molto interessanti anche perché abbiamo avuto la possibilità di parlare con persone che hanno un'esperienza ben precisa e che quindi hanno riportato le loro esperienze, quello che fanno, quello che sono i pro e i contro del lavoro che svolgono. Penso che l'università si prepari comunque al mondo del lavoro, anche perché mi sembra che vengano fatti delle esperienze anche sul campo, ad esempio medicina, non so, si fanno tirocini, quindi sì, ti prepara al mondo del lavoro secondo me. E quello che andrò a fare, un po' difficile adesso in questo momento. Mi piacerebbe fare il medico, però comunque ci devo pensare bene. Io innanzitutto voglio fare l'Università di Economia a Trieste e vorrei diventare commercialista, vorrei lavorare in un'azienda e magari riuscire ad aprire una mia azienda. Ci sono tanti ostacoli, soprattutto in un mondo precario come questo, però io penso che con l'impegno, lo studio e la buona volontà riesci a fare tutto. Io ho scelto di fermarmi un anno e poi anche per scegliere bene, essendo che comunque siamo in un periodo un po' difficile, mi dispiacerebbe fare una scelta sbagliata e quindi di fermarmi un attimo e poi scegliere bene l'università e comunque orientarmi sulle materie scientifiche, diciamo. Le prospettive che sono passate dai giornali, dai media, non sono le migliori per quanto mi riguarda. Io cercherò di inventarmi un futuro costruendolo dalle nozioni che mi può dare l'università, ma anche cercando di metterci qualcosa di mio, di inventare qualcosa. Visto che il mondo del lavoro lascia poche prospettive per il futuro, a sentire quello che dicono i telegiornali o i giornali, penso che bisogni tenersi allenati a inventare qualcosa di nuovo.